Cison si dimostra luogo privilegiato per i grossi eventi. Quest'anno è sbarcato anche Soligo in rete. Sindaco, quali le impressioni di questo meeting? Beh, innanzitutto sono assolutamente soddisfatta e molto felice per l'alto livello del meeting. Abbiamo avuto 5 giorni intensi con degli ospiti fantastici, con una gestione a dir poco impeccabile perché tutto è andato per il verso giusto e devo dire che la qualità delle serate è stata davvero molto alta. Tanti ospiti di livello assoluto, qual è il personaggio che l'ha colpita di più? Di Luca, nel senso che mi piacciono le persone con carattere, può essere anche un carattere piuttosto spigoloso, però a me piacciono le persone con carattere. Tanti giornalisti sono venuti qui al Teatro La Loggia, hanno potuto conoscere anche Cison, uno dei borghi più belli d'Italia, anche questo è promuovere il territorio. Noi tutte le occasioni le facciamo nostre proprio perché proprio tutte le occasioni danno la possibilità di far conoscere Cison oltre i confini anche possibilmente regionali e nazionali. Crediamo che tutto faccia turismo e tutto faccia beneficio non solo per Cison ma per tutto il territorio. Borghi più belli d'Italia, adesso l'accordo con gli americani, non soltanto Cison, luogo amato e privilegiato dagli americani, ma anche borgo per i matrimoni. Sì, abbiamo già più di qualche richiesta e ovviamente nelle location più esclusive e noi ovviamente siamo a disposizione. Cison cresce e crescerà ancora. C'è ancora tanto spazio, tanta volontà, tanto entusiasmo e noi non poniamo mai limiti alla provvidenza, ci siamo comunque. Grazie Sindaco. Grazie a voi.